Ciao, siamo in Tanzania, a Zanzibar, qua vicino all'area protetta di Jozani, e qui stiamo visitando il Jozani Butterfly Garden Project, che è un progetto sociale e di conservazione che prevede l'allevamento di farfalle. Qui hanno una casa delle farfalle, una fonte di sostentamento e una valida alternativa allo sfruttamento della foresta. Qui ho dei bruchi di una specie tipicamente africana, un acreino del genere Acrea. Sono delle farfalle velenose. Oltre ai colori vistosi, che hanno un significato difensivo di avvertimento per avvertire appunto i predatori della loro tossicità, questi bruchi hanno tante spine che servono anche a prevenire i parassitoidi, quindi gli insetti che volessero atterrare su di loro per deporvi le uova. Perché diversi insetti, per lo più imenotteri, quindi piccole vespe, hanno le larve che si nutrono dei bruchi. Anche le farfalle adulte hanno questi colori vistosi e volano anche molto lentamente, proprio per lasciare il tempo ai predatori di vederle e accorgersi che non sono farfalle da mangiare. Le farfalle acrea hanno un esoscheletro molto elastico, quasi gommoso, perché serve a resistere appunto all'aggressione, alla masticazione di un eventuale predatore come un uccello, ma la farfalla riesce a sopravvivere anche se viene afferrata più di una volta.